Tutti confinati a casa fino al 31 gennaio senza nessuna deroga. La Sicilia traghetto in zona rossa per 2 settimane. Salvo il bilancio della regione siciliana, il governo Conte approva il pagamento in 10 anni del disavanzo. Eseguite nei confronti di Terrazzino, coinvolto nell'operazione Demeter, e Rampello nell'operazione 104, entrambi di Raffadali. Scatta il conto alla rovescia per elezione di sindaco e consiglio comunale. Uno dei comuni chiamati al voto è Favara. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Cambia la vita dei siciliani, cambiano le libertà. Fino al 31 gennaio la Sicilia è zona rossa, torna l'incubo. Vediamo cosa ci aspetta. Lo aveva già comunicato a Roma e spiegato ai siciliani. L'unico colore che vede è il rosso. Ed anche il ministro Speranza ha avuto la stessa visione. Così a chiudere tutto ci ha pensato il governo centrale, a mettere un ulteriore catenaccio, quello regionale. Il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, senza indugio, ha subito firmato l'ordinanza con la quale si recepisce il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri appena emesso e quindi l'accoglimento da parte del ministro Speranza della richiesta dello stesso Musumeci di istituire in tutta la Sicilia la zona rossa. Ho appena firmato l'ordinanza con la quale si recepisce il DPCM e quindi la condivisione che il ministro Speranza ha voluto fare della nostra richiesta di istituire in tutta la Sicilia la zona rossa. I dati sono allarmanti e purtroppo non c'è altra soluzione. Non si può giocare con la vita e con la salute delle persone. Sul fronte scolastico torneranno a scuola i ragazzi delle elementari e della prima media. Per tutte le altre scuole di ogni ordine e grado varrà la didattica a distanza. Sono convinto che la ordinanza, senza le misure di vigilanza e senza le necessarie sanzioni, rischia di essere inutile. Ecco perché rivolgo ancora un appello ai prefetti e ai sindaci affinché le forze dell'ordine e la polizia municipale possa essere mobilitate per questo tipo di attività. Ma non è finita qui. L'arancione alle ore contate, allo scattare della mezzanotte per 2 settimane fino al 31 gennaio compreso, entra in azione un'ulteriore ordinanza pensata dalla regione siciliana. Zona rossa con maggiori restrizioni. Il catenaccio, appunto. D'intesa con l'assessore alla salute Ruggero Razza è stato deciso che non sarà consentito fare visita ad amici e parenti. Anzitutto volendo evidenziare che le proposte che sono state poi recepite dalla cabina di regia nazionale non sono date da ragioni tra virgolette emozionali, come diceva il Presidente della Regione, ma da una valutazione che era stata anticipata anche la scorsa settimana dal nostro Comitato Tecnico Scientifico, che evidenziava una costante, graduale ma sempre forte crescita dei contagi in tutta la regione e nel caso dei parametri del 30 aprile per il passaggio automatico nella zona rossa. Sapete anche che il monitoraggio quando si conclude si riferisce alle giornate precedenti e quindi quando noi commentiamo i dati di oggi, lo dico soprattutto perché qualcuno ha ritenuto sproporzionata la richiesta di zona rossa da parte della regione siciliana, non si abbandona mai, purtroppo anche da parte di chi ha responsabilità istituzionale, l'ignobile attitudine a parlare senza sapere ciò di cui si parla, che l'indice RT regionale nel suo massimo segnava già il punto di 1,25, che negli ultimi giorni si assiste a una costanza di circa 2000 casi al giorno e soprattutto che chiudendosi il monitoraggio al giorno 10 ed essendo già noi una settimana dopo, queste ultime giornate particolarmente crescenti non potevano essere parte di valutazione da parte della cabina di regia e il dovere di proteggere il sistema sanitario sia nella sua componente ospedaliera che in quella territoriale impegnati entrambi nella campagna vaccinale, ci si rende conto che anticipare di qualche giorno una misura ha il doppio valore di proteggere il sistema sanitario, di proteggere il sistema produttivo e di dare un'adeguata risposta anche alle esigenze di
garantire una adeguata campagna vaccinale nelle settimane a venire. Noi abbiamo ritenuto anche in questo, raccogliendo alcune indicazioni, di evitare questo allargamento verso le visite agli amici. Il principio qual è? Se si incide sulle attività economiche per 2 settimane ed è dimostrato che una serie di ragioni dell'aumento del contagio sono state determinate soprattutto nelle ultime settimane dai contatti infracomunitari, quindi non nell'ambito dello stesso nucleo familiare, ma soprattutto tra le generazioni più giovani, non posso andare in quel posto, ci vediamo tutti a casa di qualcuno. Renderlo ammissibile ci sembrava non rispettoso nei confronti degli operatori economici. Il leitmotiv resta: spostamenti consentiti solo per lavoro, necessità e salute. Sì a generi alimentari, farmacie, tabacchi, edicole. Bar da sporto e fino alle 18, ristoranti da sporto fino alle 22. Per il resto la vita sarà in condizioni di arresti domiciliari. Necessaria l'autocertificazione. E se c'è una buona notizia è che si può fare sport individuale sotto casa. E stavolta si può andare dal parrucchiere barbiere. Altro banco di polemiche si alza sulle lezioni scolastiche. Saranno in presenza i servizi educativi per l'infanzia, la primaria e il primo anno della scuola secondaria di primo grado, cioè la prima media. Per le altre classi si continuerà con la didattica a distanza. Studenti di Palermo scenderanno in piazza rispettando le misure anti-Covid per accendere riflettori sul mondo della scuola, mentre la Sicilia diventa rossa e le scuole sono ancora una volta a rischio. Vogliono dire la loro. L'assenza della scuola in presenza ha gravi ripercussioni per tutti gli studenti di ogni ordine e grado. Danni didattici, psicologici, sociali non sono indennizzabili da alcun ristoro. Altrettanto preoccupante è l'aumento della dispersione e dell'abbandono scolastico causato dalla DAD. Nei primi 3 mesi di quest'anno scolastico sono arrivate all'assessorato comunale di Palermo ben 840 segnalazioni su ragazzini che hanno accumulato assenze sospette. Un campanello d'allarme che apre il baratro della dispersione scolastica già al 24% nell'isola. Situazioni di alunni costretti all'isolamento domiciliare, paura del contagio o, come nel caso degli alunni della scuola superiore, la difficoltà di gestire la modalità della didattica a distanza. È tornato a parlare agli agrigentini dell'emergenza sanitaria in corso il commissario straordinario dell'ASP Mario Zappia. Un nuovo report settimanale. Vediamo. Sappiamo che è un momento particolare in cui la popolazione avverte, tutti noi avvertiamo che c'è un incremento di casi che inizia a essere preoccupante. C'è chi parla di prima ondata, di seconda ondata, di terza ondata. Io non voglio farvi perdere tempo con queste definizioni, però vi dico semplicemente che quello che sta succedendo adesso, se voi ricordate i grafici che abbiamo visto, le foto che abbiamo visto nelle passate puntate, nei passati appuntamenti, se vi ricordate c'erano quegli assembramenti che ci hanno portato poi a mettere tutti in allerta. Io vi dicevo facciamo attenzione perché queste cose porteranno dei risultati e oggi noi viviamo i risultati di 15 giorni fa, di 20 giorni fa, quando le nostre vie principali commerciali o i centri commerciali in generale erano pieni di persone. I risultati li abbiamo adesso. Abbiamo un incremento del numero dei casi, anche ad Agrigento le ultime giornate sono state interessate da un incremento che adesso vedremo puntualmente. Per fortuna a questo incremento di casi positivi nella nostra provincia non corrisponde un omogeneo incremento di ricoveri e adesso vedremo anche quanti sono. Diverso è il discorso per Catania, Palermo e Messina che invece vedono dei numeri di ricoverati che sono veramente preoccupanti. Io vorrei soffermare la vostra attenzione su quella che è stata la prima ondata, che ha visto un numero di casi che andavano nell'ordine di 236.000, quindi qualche centinaia di migliaia di casi. La seconda ondata abbiamo 1.822.000 casi, cioè abbiamo una rappresentazione grafica di un pachiderma che si è sviluppato
quindi un numero di casi enorme rispetto a un numero di casi relativamente minore che è stato quello della prima ondata. Perché tutto questo? Una mia interpretazione, ma è frutto anche di un'analisi delle condizioni di contesto nostre. Durante la prima fase noi eravamo preoccupati, spaventati, non sapevamo cosa fare. E se vi ricordate, il primo lockdown ci ha visto sacrificati in casa, anche con un atteggiamento che scaturiva soprattutto dalla non conoscenza di quello che ci stava accadendo e quindi da una maggiore prudenza. Il secondo caso, nella seconda ondata, noi abbiamo un po' imparato, tra virgolette, a convivere con la paura, non abbiamo però imparato a convivere con il virus, motivo per il quale abbiamo un numero incrementale di casi che ci costringe a mantenere alta la nostra attenzione. Ultimi dati di questa settimana. La Sicilia, come voi avrete sentito in questi giorni, è stata la principale regione per numero di incremento di casi. Il numero in assoluto di incidenza, quindi di nuovi casi che ci sono presenti in Sicilia, non è altissimo come il Veneto, come il Friuli, come l'Emilia Romagna, ma l'incremento di settimana in settimana ci vede al primo posto rispetto al resto delle regioni. Per fortuna, scendendo nel dettaglio della nostra regione, la Sicilia vede Agrigento che sì ha avuto un incremento di casi settimanali, ma nel numero di nuovi casi, il numero assoluto, ci vede agli ultimi posti. Quindi vediamo che la nostra provincia sta crescendo e quindi dobbiamo stare attenti, però il numero di casi in assoluto non è esagerato fino ad oggi e questo si ripercuote sul numero di ricoveri, che è quello che poi il motivo per cui noi ci vediamo. La medicina di Agrigento Covid ha in questo momento 31 persone ricoverate, mentre la rianimazione ne ha 3, quindi 31 su 80, 3 su 30. Canicattì continua a mantenersi a 0 per una scelta aziendale di posti letto di riserva, speriamo mai doverla utilizzare in un momento di terza ondata drammatica, mentre Sciacca ha 11 posti su 30 occupati in medicina e ha 2 posti su 20 occupati in rianimazione. E quindi la condizione dei nostri ospedali al momento non risente di una drammaticità che ci potrebbe vedere particolarmente preoccupati e quindi pronti ad attivare ulteriori misure. Ho dato mandato ai miei legali di denunciare l'assessore Ruggero Razza e il presidente Nello Musumeci per la diffusione di pandemia colposa a Messina, perché con i loro comportamenti omissivi e con l'obiettivo di salvaguardare il manager dell'ASP di Messina hanno causato un aumento esponenziale dei positivi in città. Lo afferma il sindaco di Messina Cateno De Luca in una sua diretta Facebook. Dopo le polemiche con l'ASP sull'aumento dei contagi a Messina, Cateno De Luca ha firmato la lettera in cui rassegna le dimissioni da sindaco della città dello Stretto. De Luca ha vincolato un suo eventuale ripensamento ad alcune condizioni: la rimozione di Paolo Lapaglia da direttore generale dell'ASP di Messina e il rientro della città nei parametri di normalità nazionale della situazione pandemica a seguito dell'entrata in vigore della sua ordinanza di blindatura in casa fino al 31 gennaio. Nonostante la zona rossa e le condizioni meteo avverse, un gruppo di cittadini si è radunato davanti il Palazzo del Comune per manifestare la propria solidarietà nei confronti del sindaco di Messina, Cateno De Luca. Vediamo. Dobbiamo comprendere le ragioni che hanno spinto a eventualmente concedere, se ci sono state, le autorizzazioni per il sit-in di ieri in piazza Municipio. Ricordiamo a tutti che Messina è in zona rossa, la zona rossa prevede delle rigidissime misure per poter uscire di casa e le ragioni per poterlo fare. Si tratta di capire, e lo voglio capire con questa relazione che ho presentato al comandante dei vigili urbani di Messina, se tutto da un punto di vista delle autorizzazioni era in regola e soprattutto se sono stati effettivamente accertati i motivi di urgenza e di necessità per la gente che era in piazza ieri di stare in piazza. Ricordiamo che si va in farmacia, si va dal medico, si va al supermercato. Non credo che tra le possibilità previste del TPCM ci siano i sit-in. Probabilmente, anzi sicuramente sbaglio. Anche perché bisogna capire la logica del sindaco di Messina, il quale vuole chiudere
con i cancelli doppi tutti i cittadini e soprattutto i commercianti, addirittura quelli di necessità e urgenza, come quelli che aveva chiusi con l'ultima ordinanza che poi è stato costretto a ritirare perché è totalmente illegittima, come dicevamo noi, in quel caso lì li vuole chiusi e serragliati a doppia chiave. Nel caso del ragazzo invece si riesce a identificare anche a distanza di 2 o 3 giorni il ragazzo che ha fatto la goliardata e che ha già pagato per quella goliardata, mentre nel caso del sit-in in piazza invece i cittadini possono scendere. Cioè, come funziona? È una zona rossa a confini variabili, gli amici possono stare in piazza, invece i commercianti che pure possono stare aperti invece devono chiudere? Il sindaco deve chiarire, perché qua diciamo la città è confusa, lui aggiunge soltanto confusione e caos. Noi stiamo mettendo in evidenza da settimane, per non dire mesi, questo clima di violenza verbale che può anche rischiare di diventare violenza fisica in un momento in cui la città serve di essere un solo corpo, una sola comunità che rema in direzione del contrasto alla pandemia. Il messaggio principale deve partire dal sindaco, perché se il sindaco è il primo a insultare violentemente i cittadini, le istituzioni e lui o coloro i quali malacuratamente non dovessero pensarla come lui, il messaggio che passa alla città è totalmente sbagliato. Salvo il bilancio della regione siciliana, il governo Conte approva il pagamento in 10 anni del disavanzo. C'è il servizio. L'impegno è quello di raggiungere un risparmio che nel 2029 ammonterà a 1 miliardo e 740 milioni di euro, ma il dettaglio delle sforbiciate nelle varie voci di spesa individuate dal patto tra Stato e Regione siciliana per il rientro dal disavanzo accertato dalla Corte dei Conti nel 2018 è un dossier che deve ancora essere aperto. Uno dei settori su cui si abbatterà la scure è quello degli affitti pagati dall'amministrazione. Quando ad esempio il centro direzionale della regione di Via Golamalfa a Palermo sarà realtà, si registrerà a regime un abbattimento degli affitti di circa 20 milioni di euro. I dettagli sui risparmi di spesa però si vedranno in corso d'opera. Al momento nell'accordo figurano soltanto le percentuali minime di riduzione da raggiungere ogni anno. Di certo c'è che le 3 macroaree, che racchiudono al loro interno 13 voci in cui intervenire, vedranno già a partire da quest'anno una sforbiciata da 40 milioni di euro e di 80 nel 2022, per crescere così gradualmente. Un altro capitolo riguarda i tagli alle spese per il personale e la riduzione dei salari accessori, che hanno già provocato dei malumori da parte di qualche sigla sindacale. Intanto l'assessore regionale all'economia Gaetano Armao non nasconde la sua soddisfazione. Che in un anno, dal decreto legislativo 158 ad oggi, abbiamo definito molti accordi con lo Stato, accordi che hanno dato agibilità finanziaria alla Regione. Attenzione, non sono né regali né prebende, si tratta soltanto di riconoscimento dei diritti di un'autonomia speciale qual è la Sicilia. Col decreto 158 del 2019, le ultime norme di attuazione del dicembre scorso, si è chiuso un accordo che ha intanto recepito correttamente il decreto 118, che è la nuova contabilità che finalmente si applica correttamente in Sicilia. Si è introdotto l'istituto dei revisori che stiamo normando con la legge prima con la legge stabilità e poi adesso con l'esercizio provvisorio, e si era dato tempo per un accordo complessivo che disciplinasse questa spalmatura decennale di questo disavanzo. Il disavanzo per regola del 118 deve essere ripianato in 3 anni. Ripianare in 3 anni 1 miliardo 740 milioni avrebbe portato al default della Regione. Quindi partiamo dalla inconciliabilità, insostenibilità del ripianamento del disavanzo. Per far questo si sono tenuti una serie importante di incontri, confronti, in alcuni casi serrati, duri, ma si è conseguito un importante risultato. Il primo risultato dopo lo scoppio della pandemia è stato il riconoscimento alla Regione siciliana di 740 milioni di minori entrate, integralmente coperte dallo Stato. Il secondo, dopo una battaglia perché avevamo subito una discriminazione tra regioni speciali e regioni ordinarie per 13 milioni di euro per il differimento delle rate di mutuo che le altre regioni avevano ottenuto e noi no, e l'abbiamo parimenti ottenuta. Abbiamo poi, oggi saremmo arrivati con una regione alla paralisi, abbiamo ottenuto anche la possibilità di liberare 400 milioni di euro entro il 31 dicembre scorso di liquidità. Tutti traguardi che il governo Musumeci ha ottenuto per il confronto istituzionale leale
continuo con il governo nazionale, senza scontri reciproci ma nel rispetto reciproco. Tant'è che il Presidente ne ha parlato con lo stesso Presidente Conte, il Presidente Conte proprio si è complimentato per il livello istituzionale corretto, senza sbavature, senza infingimenti, senza necessità di buttarla in caciara, ma sempre in un rapporto altamente istituzionale. Adesso arriviamo a questa diciamo, intesa. E ovviamente non colgono nel segno tutte le critiche che dicono che noi saremmo stati in ritardo, non c'è stato nessun ritardo, perché tutti i passaggi sono stati concordati in commissione paritetica, quindi solo qualche interlocutore distratto può dire che la Regione, o volutamente diciamo, omissivo, può dire che la Regione ha ritardato. Andiamo nel concreto sul disavanzo. Il disavanzo nella gran parte dei casi, oltre che le allegre gestioni poc'anzi richiamate, è una manifestazione di disordine, di incapacità di tenere bene i conti, e credo che nella gran parte dei casi sono queste le caratteristiche di questo enorme disavanzo accertato dalla Corte dei Conti. Adesso, a seguito di questo accordo, abbiamo la possibilità non solo di spalmarlo in 10 anni, quindi di attenuarne l'impatto finanziario nel bilancio, ma anche di avere una esenzione per quest'anno da questo obbligo, il che evidentemente, se non devi coprire 400 milioni di disavanzo, vuol dire che li puoi liberare. Quindi si liberano nel bilancio 2021 ben 421 milioni di euro e abbiamo ancora oltre 250 milioni di euro di minori entrate disponibili come risorse messe dallo Stato. Quindi possiamo affrontare il bilancio 2021 in piena serenità. Mafia agli affari del boss amico di Riina Junior nella capitale, 11 arresti. Al centro dell'indagine del Rosso il palermitano Francesco Paolo Maniscalco. Vediamo. Il maxi blitz antimafia dei carabinieri della capitale scattato ieri 15 gennaio avevamo accennato ai vorticosi intrecci di una costola di Cosa Nostra, i cui affari si sono spostati diritti a Roma. 11 in tutto le persone tratte in arresto dai militari del Ross. Gli 11 sarebbero responsabili di trasferimento fraudolento di valori, bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio, reati commessi per agevolare l'associazione mafiosa Cosa Nostra. Ed era proprio la mafia palermitana, coadiuvata da prestanome romani, a gestire diversi bar e pasticcerie nel cuore del centro storico della capitale, tra Trastevere e Testaccio. Nello stesso contesto viene eseguito un provvedimento di sequestro di beni, l'operazione Gerione, che ha portato misure cautelari nei confronti di alcuni soggetti siciliani ed altri prestanome romani, è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. L'operazione è stata avviata nel novembre del 2018 a seguito della confisca di beni del Tribunale di Palermo per 15 milioni di euro ed eseguita a carico del palermitano Francesco Paolo Maniscalco, figlio di un soggetto contiguo alla famiglia palermitana di Corso dei Mille, è risultato socio occulto delle attività commerciali emerse, uomo di fiducia di Giuseppe Salvatore Riina, figlio del boss Torino, è stato condannato per partecipazione ad associazione mafiosa, nonché per la rapina multimiliardaria della sede palermitana della Sicilcassa del 91. Nell'indagine romana sono anche emersi i fratelli Salvatore e Benedetto Rubino, pure legati a contesti mafiosi palermitani. Il primo investimento risale al 2011 con l'apertura del bar Pasticceria Sicilia ed UCI SRL, trasferitosi da Testaccio a Trastevere nel 2015 e ostacolato nel 2016 con l'esecuzione di un sequestro di prevenzione a carico della società. Prima del provvedimento di esecuzione, gli indagati hanno proceduto allo svuotamento del patrimonio della Sicilia ed UCI SRL, creato una nuova società con cui hanno aperto sempre a Trastevere il bar Danina, oggi sottoposto a sequestro preventivo. L'operazione Gerione ha permesso dunque di cristallizzare una strategia di penetrazione del tessuto economico della capitale nell'interesse di Cosa Nostra palermitana. I provvedimenti si collocano in una più ampia strategia di contrasto all'infiltrazione mafiosa nel Lazio e nella capitale, condotta dal raggruppamento operativo speciale Carabinieri e coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, direzione distrettuale antimafia.
La polizia, su proposta del questore di Agrigento Maria Rosa Iraci, al Tribunale di Palermo ha eseguito un decreto di confisca dei beni di Giuseppe Vincenzo Terrazzino, 56 anni, di Raffadali, per un valore di circa 1,5 milioni di euro. Le approfondite indagini patrimoniali svolte dall'Ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Anticrimine di Agrigento hanno svelato la presunta sproporzione tra il rilevante patrimonio immobiliare posseduto da Terrazzino e la sua capacità di reddito, dimostrando che i beni raggiunti dal provvedimento di confisca sarebbero scaturiti da attività illecite. Sono stati confiscati 9 immobili a Raffadali e ad Agrigento, 23 rapporti bancari, polizze assicurative e rapporti di investimento, 3 tra auto e moto, 4 impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a Raffadali. Terrazzino nel 2006 è stato condannato per usura. Nel 2013 è stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta antitruffe all'INAIL e all'INPS nella cosiddetta operazione Demetra. Daniele Rampello, 52 anni, di Raffadali, pensionato da oltre un decennio, ritenuto uno dei personaggi chiave dell'inchiesta che ha sgominato la fabbrica dei falsi invalidi messa in piedi per truffare lo Stato, sarebbe invece riuscito ad acquisire un patrimonio di oltre 2 milioni di euro, intestandolo anche a moglie, fratello, cognata. La Corte di Appello, sezione di misure di prevenzione, ha confermato il decreto di confisca dei beni del cinquantenne, ritenuto uno degli uomini di punta dell'organizzazione sgominata il 22 settembre 2014 che avrebbe truffato lo Stato. Il raffadalese, che in passato ha gestito un patrimonio che ha rimediato una condanna per usura, secondo quanto ipotizza l'accusa, avrebbe fatto da intermediario e procacciatore di affari per la presunta organizzazione che, attraverso il pagamento di tangenti a medici compiacenti, avrebbe ottenuto il riconoscimento di false invalidità. Il patrimonio di cui è stata decisa anche in appello la confisca è composto da immobili, vetture, rapporti finanziari, impianti di produzione di energia rinnovabile di proprietà o ritenuti nella disponibilità di Rampello. Fra i beni sequestrati anche una villa di Raffadali dotata di una piscina coperta con muri di sostegno ricoperti di pietre e mosaici, una villa a Giallonardo con vista sul mare, un appartamento a Sa Marinedda ad Olbia in Sardegna, sigilli anche a 6 conti correnti, 4 polizze assicurative e 2 fondi di investimento. Il nostro direttore Arturo Cantella è stato oggi all'Istituto Ambrosini di Favara per parlare del piano dell'offerta formativa. Vediamo. Tra le tante offerte formative, quello dell'enogastronomia dell'Istituto Ambrosini di Favara, un indirizzo di studio sicuramente molto interessante, dalle prospettive lavorative sempre in crescente aumento. L'Istituto Ambrosini offre diverse opportunità di studio, non solo l'enogastronomia, ma anche la sala e l'accoglienza. È uno istituto che permette ai nostri ragazzi dunque di costruire nell'immediatezza non ipotesi ma certezze di un immediato inserimento nel mondo del lavoro, un mondo del lavoro che non conosce crisi, che va avanti, che naturalmente può nell'immediatezza del diploma dare la possibilità ai nostri ragazzi di sperimentare ciò che hanno appreso nei nostri laboratori nel corso del quinquennio. Ma voglio dire che il diploma conseguito qui nella nostra scuola permette un agevole inserimento anche nei percorsi universitari, perché noi educhiamo la mente, educhiamo le mani, educhiamo anche i cuori, perché nella nostra scuola trovano spazi anche i laboratori emotivi dell'affettività, quindi i laboratori del fare, i laboratori della letteratura, i laboratori dei percorsi che attengono naturalmente allo sviluppo integrale della personalità. Ma è chiaro che al centro della nostra scuola sono senz'altro le esperienze laboratoriali legate all'enogastronomia, alla sala e all'accoglienza. Ragazzi straordinari che vincono concorsi nazionali ed internazionali, ragazzi che sperimentano già mentre sono a scuola, mentre sono qui da noi, l'importanza di questo sapere che diventa nell'immediatezza competenza da sperimentare appunto nell'immediatezza e competenza da vivere anche facendo esperienza di tirocinio ed esperienza di praticantato nelle diverse realtà industriali e nelle diverse realtà enogastronomiche della nostra provincia. Dunque in questo momento così particolare, così critico, volevo rivolgermi ai genitori e ai ragazzi per consigliare
con grande fermezza la nostra scuola, una scuola che offre innanzitutto accoglienza, che mette al centro le persone, che sostiene lo sviluppo cognitivo del ragazzo, che non lascia indietro nessuno. Quindi con fiducia rivolgetevi alla nostra scuola, iscrivetevi, le iscrizioni scadono il 24 ed non è una scelta che si possa fare a caso. La nostra dunque è una scuola che dà preparazione, è una scuola che costruisce il futuro, è una scuola che include, è una scuola che dà ottime opportunità di crescita nella legalità, nella competenza e nella democrazia. Quindi scegliete con fiducia la nostra scuola, siamo a disposizione su appuntamento per qualsiasi incontro, per permettere di fare una scelta sempre più attenta e consapevole. Rivolgetevi con fiducia ai nostri insegnanti, i nostri uffici sono aperti mattina e pomeriggio, la scuola è a vostra disposizione. Con l'Istituto Alberghiero Ambrosini costruisci il tuo futuro. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Silvio Lessi, ex presidente dell'Acragas Calcio fino alla Lega Pro e già candidato sindaco di Agrigento con il centrodestra alle elezioni amministrative ad Agrigento del 2015, è il nuovo responsabile provinciale degli enti locali dell'UDC Italia, coordinate in Sicilia da Decio Terrana, che commenta: sono entusiasta per la nomina di Silvio, stiamo continuando a crescere ovunque con tanti professionisti che si mettono in gioco nel proprio territorio per trasmettere i valori moderati dell'UDC in Italia, vogliamo essere sempre più vicini ai cittadini. Ed a proposito di politica, a maggio scade l'orologio biologico di alcune amministrazioni in carica. Uno dei comuni chiamati al voto per eleggere sindaco e consiglio comunale è Favara. C'è il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Tra qualche mese si andrà a votare anche a Favara, uno dei centri più importanti della nostra provincia. Già i primi incontri si sono avviati e in città se ne comincia a parlare. Scadrà infatti il mandato all'attuale sindaca Anna Albe e alla sua amministrazione, un monocolore 5 Stelle. Tra le possibili ipotesi abbiamo sentito quella dell'ex primo cittadino Rosario Manganella. A Favara si voterà. Ci sarà una possibilità che Rosario Manganella si possa ricandidare a sindaco? No, assolutamente. Io ho fatto la mia esperienza di sindaco di questa città. Ne vado orgoglioso, sono fiero, era una cosa a cui aspiravo quasi da sempre, mi piaceva fare il sindaco, ci sono riuscito, ho vinto con un candidato tra l'altro molto forte. Adesso è venuto il tempo che Rosario Manganella si metta da parte, almeno per quanto riguarda la candidatura a sindaco. Sarò presente, voglio costruire nella città un'alleanza che sia un'alleanza civica, non un'alleanza partitica, anche perché i partiti, diciamo, ormai qui a Favara in maniera particolare non ci sono più. Manca ad esempio la presenza del Partito Democratico, che da 5 anni è fermo, chiuso nelle caserme, ma manco caserma hanno perché non hanno nemmeno un locale dove riunirsi. Ancora la provincia di Agrigento è sotto sorveglianza, è commissariata, prima dal commissario che c'era, adesso dal segretario regionale. A Favara è la stessa cosa, in tutta la provincia è nella stessa cosa, ma è strano che un partito democratico non abbia, come quello di Favara, che ha una sua gloriosa storia, riferendo a tutto il periodo fino a ritornare al Partito Comunista, adesso abbia cucito la propria bocca, stia in silenzio di fronte a un marasma, a una grande difficoltà, a un modo di governare che sicuramente non è tra i migliori che possiamo avere nel nostro Paese. E quindi vorrò dare il mio contributo sia nella ricerca del candidato sindaco, che debba essere a mio vedere una persona che abbia una esperienza politica già maturata. Non possiamo prendere di nuovo un giovane che non ha mai che non sa nemmeno che cosa sia la politica, che cosa sia un atto deliberativo. Cioè, deve essere una persona che ha maturato già una propria convinzione e una propria esperienza politico-amministrativa. Speriamo di riuscirci, di riuscire a trovare
questo candidato. Io mi auguro tanto che possa dare il mio contributo e lo darò fino a... Immagina un'alleanza come a Roma, probabile anche a Favara, 5 Stelle PD, giallo-rosso. Quando si è votato c'è stato un momento nel quale il 5 Stelle hanno fatto la proposta al Partito Democratico di fare un'alleanza di governo e allora Renzi disse di no. Io non ho condiviso quella scelta, io ritengo che invece l'alleanza con il 5 Stelle e il Partito Democratico deve essere un'alleanza strategica, perché chi c'è al centro? Non c'è nessuna forza che si può richiamare a dei principi di centro, c'è solo la destra, non il centrodestra, c'è la destra che adesso ha il sopravvento anche su quella piccolissima parte che potrebbe essere il centro di Forza Italia. E allora io sono convinto che noi possiamo e dobbiamo cercare di allargare questa esperienza che c'è a Roma, anche se qui il Leu non c'è, anche se qui altre forze, diciamo, a sinistra del PD non ci sia, però bisogna lavorare. E allora, siccome però credo che sia insufficiente un accordo di questa natura per battere la destra, perché a Favara si sta organizzando, io credo, e ho lanciato un paio di mesi fa addirittura la proposta, di fare un'alleanza civica che porti personalità, uomini e donne che vogliono bene a questa città per governarla e modificarne il corso della sua storia. Proponendo magari l'attuale sindaco, no? Io credo che l'attuale sindaco non può essere più riproposto, penso anche lei ha fatto una dichiarazione che non intende candidarsi, ma in ogni caso l'attuale sindaco all'interno del Movimento 5 Stelle non credo che abbia la forza per essere ricandidata, anche perché i 5 Stelle a Favara in questo periodo sono spaccati, perché c'è una parte del deputato locale, l'onorevole Di Caro, che non ha più rapporti, diciamo, politici con l'attuale amministrazione comunale, con l'attuale sindaca, per cui penso che sia impossibile pensare a una cosa del genere. E credo e sono convinto che nemmeno i 5 Stelle, anche la parte, diciamo, vicina all'onorevole Di Caro, pensi a una candidatura del proprio partito. Devo dire onestamente che io ho avuto modo di scambiare delle opinioni con l'onorevole Di Caro e entrambi conveniamo che è necessario trovare un candidato unitario che possa rappresentare una grande fetta dell'elettorato favarese e quindi avere un sindaco o una sindaca, questo non cambia nulla, capace di poter governare la nostra città. Ad Agrigento sarà ricostruita tutta la rete idrica cittadina nella sede dell'ATI, l'Assemblea Territoriale Idrica Agrigentina. Nella zona industriale di Agrigento è stato firmato il protocollo d'intesa tra l'ATI e Aginove, ente di governo d'ambito rappresentato dal sindaco di Sciacca Francesca Valenti e il comune di Agrigento rappresentato dal sindaco Franco Miccichè. Ciò consente al comune di Agrigento di assurgere a soggetto attuatore dei lavori. Le risorse finanziarie, che al momento sono di 31.652.000 euro, sono assegnate all'ATI e poi trasferite al Comune di Agrigento. Al termine dei lavori le opere realizzate saranno consegnate all'ATI, che provvederà a trasferirle al gestore unico d'ambito. Diverse sono le novità che riguardano appunto questa misura già attiva da 2 anni circa. Tutti coloro che ancora non compiuto i 56 anni potranno partecipare al bando e quindi poter avviare attività imprenditoriali. Stiamo parlando di start-up, per cui tutte quelle persone che hanno magari perso il lavoro hanno l'opportunità di poter ricominciare e accedere a questo contributo, che prevede quindi una parte
di finanziamento, quindi nella fattispecie il 50% a fondo perduto, mentre la restante parte è un finanziamento a tasso zero che dovrà essere restituito. Altra novità molto importante riguarda anche le imprese già costituite, potranno diversificare, ampliare o migliorare il proprio processo produttivo. Tutte quelle attività che sono state però costituite dopo il 21 giugno 2017, la cui compagine sociale presenti i requisiti previsti dal bando. Ricordiamo quali sono le caratteristiche. È possibile avviare attività di servizi o artigianali, sono totalmente escluse le attività commerciali. È un bando a sportello, quindi si potrà partecipare fino a quando ci saranno i fondi. Non è un bando a scadenza, per cui fino a quando ci sarà l'opportunità di un plafond a disposizione sarà possibile presentare la domanda. Si potranno quindi richiedere contributi per un massimo di 200.000 euro, però in questo caso è necessario avere 4 soci con i requisiti, quindi parliamo di 50.000 euro a socio, mentre chi volesse presentarsi come ditta singola potrà arrivare fino a 60.000 euro come contributo. Il CONI premia Stefano Valentice, il servizio di Carmelo Lentini. Stella di bronzo al merito sportivo, e questa la benemerenza sportiva del CONI assegnata al coordinatore regionale del SGS, professore Stefano Valenti. L'ex delegato provinciale agrigentino in passato ha ricevuto altri importanti riconoscimenti per la sua fattiva attività nel mondo del calcio. Nel 2009, ricordiamo, era stato insignito di una speciale benemerenza dallo stesso SGS e successivamente nel 2015 dalla LND. La benemerenza assegnata dal CONI rappresenta per il professore Stefano Valenti un traguardo che arriva come riconoscenza per la generosa collaborazione e l'impegno dedicati allo sport in tanti anni di servizio, prima come calciatore e poi come allenatore di società calcistiche e poi come tecnico delle rappresentative provinciali e regionali della LND e poi come responsabile provinciale delle attività di base del SGS e infine come dirigente federale nel ruolo di delegato provinciale della FIGC di Agrigento e di coordinatore regionale dello stesso SGS Sicilia che attualmente ricopre. Nel quadriennio 2009-2012 ha svolto anche l'incarico di componente di giunta presso il CONI di Agrigento. L'onorificenza della Stella di bronzo al merito sportivo verrà consegnata in occasione di una cerimonia predisposta dal CONI di Agrigento. Al professore Stefano Valenti le congratulazioni della redazione giornalistica di Televideo Agrigento. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.